Leggeremo un salmo, numero 90. Alleluia, è una preghiera. Gloria al Signore. Una preghiera che Mosè eleva a Dio. È forse l'unico salmo, credo, di Mosè che abbiamo nel libro dei Salmi. E vogliamo insieme leggerlo e lo Spirito Santo ci dia grazia di riflettere ancora su quanto leggiamo. A Dio sia la lode e la gloria. Amen. O Signore, Tu sei stato per noi un rifugio, d'età in età. Prima che i monti fossero nati e che Tu avessi formato la terra e il mondo, anzi, da eternità in eternità, Tu sei Dio. Tu fai tornare i mortali in polvere e dici: ritornate, o figli degli uomini, perché 1000 anni agli occhi Tuoi sono come il giorno di ieri che è passato, e come una veglia nella notte. Tu li porti via come in una piena, sono come un sogno, sono come l'erba che verdeggia la mattina. La mattina essa fiorisce e verdeggia, la sera è segata e si secca. Poiché noi siamo consumati per la Tua ira e siamo atterriti per il Tuo cruccio. Tu metti le nostre iniquità davanti a Te e i nostri peccati nascosti alla luce del Tuo volto. Tutti i nostri giorni spariscono per il Tuo cruccio. Noi finiamo gli anni nostri come un soffio. I giorni dei nostri anni arrivano a 70 anni o per i più forti a 80 anni. E quel che ne fa l'orgoglio non è che travaglio e vanità, perché passa presto e noi ce ne voliamo via. Chi conosce la forza della Tua ira e il cruccio secondo il timore che Ti è dovuto? Insegnaci dunque a così contare i nostri giorni per acquistare un cuore saggio. Ritorna, o Eterno, fino a quando? E muoviti a pietà dei Tuoi servitori. Saziaci al mattino della Tua grazia e noi esulteremo, gioiremo tutti i nostri giorni. Rallegraci in proporzione dei giorni che ci hai afflitti e degli anni che abbiamo sofferto il male. Appaia l'opera Tua in favore dei Tuoi servitori e la Tua gloria ai loro figli. La grazia del Signore Dio nostro sia sopra noi e rendi stabile l'opera delle nostre mani. Sì, l'opera delle nostre mani, rendila stabile. Amen. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore, un salmo che secondo quello che sono le informazioni è stato scritto da Mosè, uomo di Dio. Ci ho scritto qua nell'intestazione: Mosè, uomo di Dio. E la prima riflessione che voglio condividere con voi è proprio questa: vogliamo essere uomini e donne di Dio. Alleluia. Sapete, viviamo in un mondo dove l'etichetta e l'apparenza è tutto, no? E l'etichetta e i titoli sono tutto, no? Noi vogliamo ambire che Dio riconosca che siamo Suoi. Uomo di Dio, che bello. Una donna di Dio. Vogliamo servire il Signore, impegnandoci anche per questo anno nuovo a fare tutta la Sua volontà. È una bella dichiarazione che Mosè fa: oh Signore, Tu sei stato per noi un rifugio, d'età in età, da sempre. Ed Egli è da sempre il rifugio del Suo popolo. È stato per noi un rifugio per gli anni trascorsi fin qui, vero? Lo sarà ancora per l'anno nuovo. Per gli anni, per i mesi, per i giorni, non sappiamo, che ancora il Signore ci darà, perché Egli è fedele. Mosè riconosce l'eternità di Dio. Prima che i monti fossero nati
e che tu avessi formato la terra e il mondo, anzi, da eternità in eternità, tu sei Dio. Amen? Amen. Dio è sempre stato Dio. E noi riconosciamo che Egli è il nostro Dio, amen? È il nostro Salvatore, è il nostro Padre Celeste, gloria a Dio, amen? È colui che ci provvede ogni cosa. Amen. Alleluia. Riconosce anche che Dio ha il potere e l'autorità. Mosè riconosce, e noi lo riconosciamo insieme a Mosè, che Dio ha l'autorità, il potere, la facoltà di far tornare i mortali in polvere. Ci ricorda con questo breve passo che noi siamo mortali e siamo stati tratti dalla polvere. Non siamo nulla. Ma se possiamo essere qualcosa, lo siamo perché serviamo Dio. Perché in qualche modo lo serviamo e gli siamo utili per l'opera sua. E questo deve essere il desiderio di quanti amiamo il Signore. Amen. Tu fai ritornare i mortali dalla polvere. Basta che tu dica: ritornate, o figli degli uomini. Lui dà la vita e lui la riprende. Riconosce anche che il Signore non è vincolato al tempo. Per te 1000 anni agli occhi tuoi sono come il giorno di ieri che è passato. Vedete, l'uomo è vincolato al tempo e più passa il tempo, più riconosciamo che siamo finiti. Siete d'accordo? Abbiamo un inizio, abbiamo un tempo e abbiamo anche una fine terrena. Gloria al Signore, ma abbiamo l'eternità in Cristo Gesù. Amen. La vita dell'uomo è per un tempo. In questo momento credo che Mosè stia ricordando anche le sofferenze che il popolo di Israele ha patito mentre era nel deserto. Ma perché ha patito queste sofferenze? Perché è stato sempre disubbidiente. Nonostante abbia visto la gloria e la potenza di Dio, è sempre stato un popolo, Mosè li chiama dal collo duro. E a volte quando soffriamo perché non sappiamo piegarci completamente al nostro Dio grande, eterno e meraviglioso. Siamo consumati per la tua ira. Siamo atterriti, spaventati per il tuo cruccio. Tu metti le nostre iniquità davanti a te. Dio conosce le nostre iniquità. Ne abbiamo iniquità. Dio le conosce. E dice anche: i nostri peccati nascosti li metti alla luce del tuo volto. Gloria a Dio. Vogliamo aprirci davanti alla presenza del Signore. Dobbiamo confessare a Dio tutte le nostre mancanze, perché noi sbagliamo continuamente. I nostri giorni spariscono, finiscono i nostri anni, come la nostra vita è come un soffio. I giorni dei nostri anni arrivano a 70 anni, o per i più forti a 80 anni. Gloria a Dio, qualcuno arriva a 90, a 100. Ecco questa richiesta che fa Mosè a Dio: insegnaci, dunque, a contare i nostri giorni, a valutare che la vita è un soffio, no? Che tutto passa e passerà. Per acquistare un cuore saggio, la saggezza del cuore ci porta ai piedi di Dio. Amen. Ci fa sempre scegliere le cose che veramente sono importanti. E la saggezza ci porta sempre ad una valutazione: ma cos'è meglio per me? Gioire per un momento, per qualche anno, o godere dell'eternità? Io scelgo l'eternità.
Insegnaci dunque a contare i nostri giorni per acquistare un cuore saggio. È una bella preghiera, una richiesta da fare al Signore. E veramente ho riflettuto come non la facciamo quasi mai questa richiesta. Signore, insegna a contare i miei giorni, insegnami. Ho bisogno che tu mi insegni a valutare i giorni spesi fino a questo momento. Come li ho spesi, il tempo che ho utilizzato, la mia vita, come l'ho utilizzata. Cosa ho fatto della mia vita, del dono della vita che tu mi hai dato? Qualcuno si sentirà realizzato nel lavoro, nella famiglia, gloria a Dio, sono cose che rendono la vita felice, no? Qualcuno ha raggiunto obiettivi, va bene, gloria a Dio. Ma davanti a te, Signore, davanti a te, oh mio Dio, come ho utilizzato il tempo che tu mi hai dato? Dice un cantico, sono tante quelle ore che ho perduto. Alleluia, perdiamo tanto tempo. Vogliamo utilizzare al meglio il tempo che il Signore ci dà, perché non lo conosciamo, non sappiamo quanto tempo abbiamo a nostra disposizione. 70 anni, 80 anni, 90 anni, quello che il Signore ci darà. Ma una cosa è certa, fino all'ultimo, respiro. Vogliamo dire, io ti amo, Gesù. Alleluia. Altre richieste belle che fa in questa preghiera Mosè: saziaci al mattino della tua grazia e noi esulteremo. Gioiremo tutti i nostri giorni. Saziaci al mattino della tua grazia. Già quando mi alzo dico, Signore, benedici questo giorno. Saziami della tua grazia, fa che io mi renda conto che tu sei con me, che ho te. Amen. Affronterò quest'oggi con la consapevolezza che tu sei con me. Amen. Alleluia. Se ricordiamo le afflizioni, ci sono state le afflizioni, no? Abbiamo detto questo 2024, anche fisicamente, anche in altri ambiti, ma abbiamo sofferto. Però possiamo pregare il Signore dicendogli: rallegraci, Signore, in proporzione delle sofferenze che abbiamo patito, che abbiamo sopportato, che abbiamo vissuto, che tu hai permesso. Non lo so, Signore, ma rallegrami. E sono certo che il Signore lo farà. Alleluia. Appaia l'opera tua in favore dei tuoi servitori, la tua gloria ai loro figli. Pregare per i figli è qualcosa che dobbiamo fare. Non possiamo abbandonare i nostri figli, no. Dobbiamo presentarli sempre nella grazia di Dio e pregare per loro. Non stanchiamoci di pregare. Amen. Alleluia. La grazia del Signore, Dio nostro, sia sopra di noi. Che bella questa richiesta. Cosa vuoi per te in questo 2025? Che il conto in banca aumenti. Che finalmente il rosso diventi nero, no? Il conto in banca è rosso. Quando il Signore tornerà, ce ne andremo con Lui. Cosa vuoi per questo 2025? Signore, fammi una cosa. Una cosa ho chiesto, no? Hai letto tu? Una cosa ho chiesto, all'Eterno è quella io ricerco. E qui dici invece che la grazia del Signore Dio nostro sia sopra di noi. Amen. Ancora per il 2025, amen? Cosa vogliamo di più? È la grazia tua, Signore, sia sempre sopra la mia vita. Proprio perché riconosciamo che di eternità in eternità tu sei Dio. Che tutto quello che i miei occhi possono vedere sei stato tu che l'hai fatto. Alleluia. Ma soprattutto come servitori del Signore vogliamo dire: rendi stabile l'opera delle nostre mani.
Gloria a Dio perché si è affaticato nell'evangelizzazione. Io ringrazio il Signore, veramente, per Regis, per Nanà che hanno in cuore veramente l'evangelizzazione, per Pieve, forse tutto Pieve li conosce. Abbiamo una famiglia che testimonia di Dio, che parla di Dio. E io dico, Signore, rendi stabile quest'opera, rendi stabile l'opera dei tuoi servi, quello che si fa per la tua gloria, rendila stabile. Alleluia, sì, l'opera delle nostre mani, rendila stabile. Gloria a Dio, un bellissimo salmo che ci fa capire come la brevità della vita umana è qualcosa che dobbiamo accettare e che dobbiamo avere sempre in vista l'obiettivo da raggiungere. Ne parlavo anche stamattina, l'obiettivo da raggiungere, la meta. Alleluia, dopo, oltre questa vita che finirà e che è materiale, c'è la vera vita. E la vera vita è quella con Gesù. Molti si affaticano per questa vita, non avendo nessuna ambizione spirituale, nessun concetto di Dio, o se c'è proprio, come dire, Dio non c'è, non esiste, si vive per se stessi. Poi però a Natale si va in chiesa cattolica, c'è Gesù bambino, però almeno una volta l'anno ci si ricorda di Dio, no? Non è così per noi siamo figli di Dio. In Cristo Gesù Dio ci ha fatti suoi figli. Ed è un grande privilegio. E ancora per fede vogliamo dire, Signore, tu sarai ancora il mio rifugio. In quest'anno, quando avrò difficoltà, se un giorno dovessi temere, avrò fede in te. Non conosco il futuro, ma se io dovessi temere, avrò fede in te. Amen. Alleluia. Insegnaci dunque a contare i nostri giorni, a valutare la nostra vita, la nostra esistenza, il nostro percorso, il nostro cammino, Signore. Se potevo fare qualcosa per te non l'ho fatto. Davanti a Dio, voglio dire, Signore, perdonami. Se potevo fare e non l'ho fatto, abbi pietà di me, Signore. Ma ancora in quest'anno nuovo, se posso fare, fa che io faccia, Signore. Metti in me il desiderio. Alleluia, gloria a Dio, per servirti, perché l'opera nostra, sapete, è per il Re. C'è un salmo, non mi ricordo qual è scritto, dice proprio così: l'opera nostra è per il Re. Tutto quello che noi facciamo non è per la gloria dell'uomo, ma per la gloria del nostro Re. E Dio ci dia modo in questo 2025 ancora di adoperarci di più per il regno di Dio, per l'avanzamento del regno di Dio. E quindi se possiamo fare una preghiera, che sia questa, tutti quanti insieme. Signore, insegnaci così a contare i nostri giorni per acquistare un cuore saggio. Amen. Vogliamo chinare il nostro capo, gloria a Dio.